Operazione Atlantide, l'altra luna. Pochi sanno che negli stessi giorni dell'allunaggio, 50 anni fa in Friuli, si sperimentava qualcosa di particolare per capire se l'uomo poteva vivere nei fondali acquatici e marini. Il test, dopo mesi di organizzazione, andò in scena a settembre del 1969 nelle acque del lago di Cavazzo. Una spedizione formata da 13 persone, 12 uomini e una donna, sommozzatori chiamati acquanauti o batinauti, hanno abitato per alcune settimane la prima città subacquea del mondo. L'impresa ha avuto grande risalto, tanto che ai tempi era stato azzardato un parallelo con gli astronauti americani che proprio in quei giorni avevano raggiunto per primi la Luna. L'operazione Atlantide era stata ideata e condotta da Luciano Meccarozzi, fondatore e presidente del Centro Italiano Soccorso Grotte, sezione sperimentale ricerche subacquee di Udine. Assieme a lui, con la partecipazione dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Aquila, dei Ministeri dell'Interno e della Difesa, dell'ENI, dell'Assessorato al Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Tecnico Scientifico della Difesa e dell'Ospedale Santa Maria Misericordia di Udine. Tra loro il generale di cavalleria in pensione Francesco Colucci, che ci racconta a distanza di mezzo secolo questa incredibile storia. Ma nacque per volontà praticamente del presidente del Centro Italiano Soccorso Grotte, che era un gruppo speleologico che era nato in Friuli, Luciano Meccarozzi di Udine, e lì facemmo una ricerca prima geografica sul posto, con immersioni sul posto, quando ancora non c'era niente. Poi dopo aver recuperato dei contenitori che vennero fatti da Salvador, che produceva anche taniche per... Salvador cosa produceva? Cisterne. Che produceva cisterne anche per il riscaldamento. Certo. E con quelle facemmo dei contenitori, 3 contenitori subacquei, 4 anzi, perché uno conteneva le macchine per respirare, nel senso che erano dei compressori che tiravano, prendevano con dei snorkel, prendevano l'aria dalla superficie e poi la distribuivano agli altri 3 contenitori dove eravamo noi. Senta, ma come funzionava il tutto? Nel senso che voi eravate tipo una stazione spaziale, però una stazione sott'acqua? Sì, una cosa del genere, perché in effetti non eravamo molto larghi, lo spazio era questo, più o meno così. Diciamo 3-4 metri quadri. Sì, insomma, ed eravamo 4 per contenitori, mi ricordo il mio, si chiamava il Come Topo, perché era Colucci, Menegozzi, Tolloi e Polese. Polese era l'unica ragazza, la Silvana Polese, che faceva parte del gruppo. Certo, dunque addirittura c'era anche un rappresentante del gentil sesso. Sì. Senta, ma come nasce proprio questa operazione Atlantide? Nel senso, è una cosa militare, una cosa privata, un qualcosa che è un po'... Adesso, col senno di poi, non sono in grado di dire se non c'era qualche influsso, cosa vuoi? Era l'epoca di Stay Behind, quella lì, sì. Per cui può anche darsi che ci fosse qualcosa dietro, però in effetti ufficialmente è nata come una cosa privata, un'iniziativa privata. E poi coincidenza vuole proprio nei giorni dall'allunaggio, no? Cioè, sì. L'altra luna possiamo chiamare. L'altra luna, la controparte. Certo. E il tutto quanto è durato? E fra preparazione, diversi mesi, fra preparazione e sott'acqua siamo stati circa un mese, giorno più, giorno meno. Ecco, la profondità sui 40 metri. Sì, insomma, non è comunque bazzecola, insomma, no, perché il lago di Cavazzo non è proprio una pozzanghera. Io mi ricordo che per uscire siamo stati ore a fare decompressione, abbiamo cambiato le bombole. Fuori c'erano già i cosi per la decompressione, le camere stagne, certo. E abbiamo fatto un'ora anche dentro lì, perché non c'erano quella volta
le misure. Era un po' tutto via, così si andava un po'. Non avevamo dei intuito. dati tecnici, Si andava un po' a intuito. non c'era nessuno che era stato un mese sott'acqua, per cui siamo venuti fuori un po' calcolando, facendo sì dei calcoli, però soprattutto sperando nella Madonna in particolare. Si andava bene, insomma, Sì. non è che avevate Houston o tutte le telecamere puntate, no? Non avevamo Houston, abbiamo un problema, non avevamo niente. Se avevamo un problema erano problemi nostri. Certo. Senta, lei ha detto una cosa importante, no, colonnello? Non è nata così per caso, ci sono stati comunque mesi di preparazione proprio per dare un supporto e soprattutto capire poi come si vive sott'acqua, perché questo era lo scopo, no, alla fine. Per un domani fare degli esperimenti. Abbiamo avuto un appoggio della Marina che, ripeto, ci ha fornito delle camere di decompressione fuori, con cui poi dopo siamo stati ulteriormente decompressi, Certo. ma non perché avevamo dei dati, per maggior sicurezza. Chiaro, chiaro. Senta, ma a livello mediatico il tutto è passato inosservato oppure c'è stato un riscontro? No, c'è stato un certo riscontro, poco devo dire, perché si parla di tutto, in confronto al calcio noi non eravamo quasi niente. Chiaro. Però tra l'altro forse c'era troppa concentrazione sulla Luna. C'è stato un po', indubbiamente sui giornali del momento, ma sui giornali, come ripeto, questo adesso è mondo sommerso. Però è stato scritto anche sui giornali di stranieri qualche cosa. Forse più addirittura fuori confine. Forse più. E come, diciamo, come rappresentanti militari c'era solo lei o c'era anche qualche altro suo collega di altri reparti? Ma io non ero ancora militare. Non era ancora militare, no. Eravamo tutti giovani, per cui non... Giovani di belle speranze. Sì. Senta, insomma, qua più di 30 giorni sott'acqua, a 50 anni di distanza, come la ricorda questa cosa? Ma lo ricordo come tutto sommato un periodo, non dico piacevole, perché una certa preoccupazione c'era, però non eravamo neanche troppo preoccupati, ecco, si stava bene, avevamo perfino da leggere. Cioè vi divertivate lo stesso? Sì, sì. Ecco, e in quei 30 giorni avete fatto, non so, qualche campionatura, raccolta dell'acqua, misurazioni strane, oppure la giornata, diciamo così, viaggiava in modo normale? Ma ogni tanto uscivamo, andavamo nell'altro contenitore, ci scambiavamo qualche visita, ma particolari misurazioni non avevamo fatto. L'unica cosa importante, ripeto, era vedere se potevamo fare una scaletta delle decompressioni, perché, ripeto, non c'era niente per un periodo così lungo. E quello che conta, insomma, che alla fine qualcosa da questo test qualcosa è emerso. È rimasto, so che molto è finito in America, poco è finito in Italia, perché non so fino a che punto da noi ci fosse un interesse in merito. L'impressione che ho avuto io era sempre che non ci fosse molto, io ho avuto l'impressione che da noi fosse considerata una specie di goliardata, ecco, una cosa che fanno questi ragazzini, cosa comunque. Un'americanata, dai. Sì. E poi, insomma, questa famosa città in fondo al lago invece piano piano ha dato i suoi frutti, come ha detto lei. Penso di sì, perché poi dopo ci siamo potuti fare delle tabelle di decompressione, eccetera. Insomma, 50 anni dopo ricordare così in questa è piacevole, come tutte le cose del passato che ti ricordano la tua gioventù. Chiaro. Proprio perché possiamo dire, insomma, che mentre magari a livello fuori regione qualcuno se lo ricorda ancora. Sì. Purtroppo da noi queste cose si dimenticano. Ma forse a Trasagis se lo ricordano ancora. Da buon vecchietto come sono adesso potrei dire oggi non ci sono più le città subacquee di una volta. Senta, com'era il lago di Cavazzo all'epoca? Ma semi-limpido, nel senso che c'era molto fango, appena toccavi il fondo veniva su un polverone, non era il massimo perché era un lago intanto piccolo,
per poter avere un ricambio d'acqua continuo. Cioè non è che si vedesse molto lontano. Ricordiamo per dovere di cronaca che all'epoca non c'era ancora la centrale idroelettrica che faceva, diciamo, la sua funzione. C'era già. Ecco, importante anche quello, ricordo, forse addirittura eravamo ancora all'inizio, no, della sua operatività. All'inizio, sì. Ecco, dunque possiamo dire che era ancora un lago, si vedevano pesci, immagino, Sì, c'era sì. un po' di... Ecco, la nutrizione qual era? Di cosa vi nutrivate? Cosa Ci mangiavate? portavano da sopra, ci mandavano tramite contenitori stagni e cavo, ci mandavano da mangiare cose abbastanza normali, insomma, tipo pasta asciutta e Cioè cose. voi non avevate cose strane, nel senso Non mangiavate avevamo, normale come... non avevamo particolare tipo di alimentazione. Chiaro. E per concludere, senta, cosa vuole aggiungere in questa decina di minuti di intervista? Nel senso, l'esperienza 50 anni dopo lei ci ha raccontato, insomma, che è stata Sì, una bella mi piacerebbe di fare una rimpatriata con tutti gli appartenenti. Sott'acqua però. Beh, sott'acqua magari a quest'età non so fino a che punto, si può sempre fare, faccio ancora immersioni, però Certo. mezz'oretta, ecco, non un mese. Però magari ritrovarsi, no? Sì. Per rivivere, no? Sì, Quel periodo. preferirei ritrovarmi in un posto dove ci fosse del vino buono, ecco, mi interesserebbe di più dell'acqua. Perché con l'acqua si lava, col vino si beve. Senta, per concludere, colonnello, oltre a questa esperienza lei ne ha vissute altre per quanto riguarda sempre legato al mondo sommerso, oppure, non so, una cosa simile le è capitata quando lei faceva l'ufficiale dell'esercito? No, quando facevo l'ufficiale dell'esercito, essendo di cavalleria, ho fatto tutt'altre attività, anche se ne ho fatte alcune molto interessanti, come per esempio gare della NATO di tipo sportivo organizzate dai tedeschi in Germania, il famoso Böselager Pokal, per cui ci trovavamo con tutta la NATO, americani, inglesi, francesi, ovviamente tedeschi, italiani, eccetera, eccetera, tutti quelli che c'erano, ma un'esperienza del genere è stata unica nella mia vita. Chiaro. Insomma, 50 anni dopo ricordare questo, anche per i nostri telespettatori, forse pochi, ripeto, in Friuli Venezia Giulia sapevano o sanno che c'è stata questa iniziativa. Secondo me sì, perché a livello locale, secondo me, ho sempre avuto il sospetto che fosse guardato come una goliardata, in definitiva. Chiaro. Colonnello, noi la ringraziamo che ci ha ospitato a casa sua, ringraziamo anche sua moglie per l'ospitalità e chissà, fra qualche giorno magari ci rivedremo insieme ai suoi compagni d'avventura di quella volta. Magari, spero che si mettano in contatto con te, visto che io, non avendo il telefono, non sono sull'elenco telefonico. Bene, grazie ancora e buon lavoro, come si dice. Altrettanto. Bene.